Seconda vittoria in 2 partite per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, che dopo aver vinto il match d'esordio al Mirabello, nel primo match casalingo si impone sulle Fiamme Oro. Abbiamo bisogno di una struttura forte, di prima linea, a destra, per approfondire questi concetti, oltre a vedere le immagini che vedremo fra qualche istante, per cui abbiamo invitato Nico D'Amico. Ciao Nico, benvenuto. Ciao Andrea, come stai? Bene, molto bene, grazie di essere con noi Nico. Grazie a te di avermi invitato. Ci mancherebbe. E poi avevamo bisogno di una penna, le penne quelle che sanno scrivere di rugby, quindi da Rovigo oggi Giorgio Chilli. Ciao Giorgio. Troppo buono, salve, grazie dell'invito. Anzi, forse devo dire tastiera più che penna, sì, infatti. essendo un giornale online. Nico, quindi Rugby House, prima tua presenza qui con noi, primo anno a Rovigo, abbiamo un po' parlato di te anche in fase di campagna abbonamenti, abbiamo fatto quella sorta di presentazione. Come ti trovi intanto qui? Beh, mi trovo veramente molto bene, mi piace, sto giocando, quindi quello per me è fondamentale. Le cose pian piano stanno venendo, quindi è un incentivo ulteriore per far bene. Ti hai fatto un incentivo qui, subito Giorgio si è spostato, non si sa mai che arrivi qualcosa. No, anche perché è un fisico imponente. Com'è che lo chiami tu? Il Pitbull, ho letto nel Sì, suo curriculum sì. che è uno dei suoi soprannomi. È un soprannome ufficiale. No, è stato un soprannome così perché io, diciamo, mi vesto, curo i miei vestiti così e colà, quindi insomma anche qualche oggetto tipo anello, collana, così, insomma mi piace curarmi l'estetica, esatto. Oh, molto bene. Oh Giorgio, dicevamo, dopo la vittoria al Mirabello di Reggio Emilia, un esordio qui al Battaglini contro le Fiamme, una delle squadre candidate ai primi 4 posti, in sede di cronaca abbiamo detto probabilmente la prima sfida d'alta classifica del campionato, un Rovigo che a prescindere vince, e tu da uomo di sport, oltre che a giornalista sportivo, anche se non si gioca bene ma si vince, è già un buono step. Beh, a dire la verità, secondo me il primo tempo meritavamo di segnare di più, abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo le Fiamme Oro, che non è solo la candidata per le prime 4, probabilmente qualcosa di più, perché è proprio è molto attrezzata, ha molti ricambi. 39 effettivi. Un allenatore che è abituato a vincere nel campionato di eccellenza, quindi sai, sono tutti i componenti che poi ti possono aiutare nell'arco di una stagione che è lunga e finisce a maggio, quindi secondo me è una delle candidate per qualcosa di più, dopodiché vediamo. Già recuperare comunque una partita che si era incanalata in un binario poco agevole per Rovigo, perché loro erano passati avanti, è stata una bella reazione con l'ingresso anche di Nicolò e di PG Parker, è stata una bella reazione, non è stata una partita semplice, anche se secondo me si poteva gestire un pochino meglio nel primo tempo. È una squadra, Nicolò, che comunque è work in progress, questa sensazione di dire era importante vincere, abbiamo vinto, non stiamo al top, stiamo crescendo. È ovvio che se noi analizziamo l'amichevole pre-season in cui perdiamo in casa 10-20 e questa che vinciamo 19-13, già c'è una forbice di 16 punti, no? Guardiamo anche i punti, per carità, però di prestazione, di consapevolezza è una squadra che pian piano sta mettendo qualcosina in più partita dopo partita. Beh sì, penso che anche da come si sia visto stiamo pian piano acquisendo sicurezza in quello che facciamo, il nostro obiettivo è diventare sempre più precisi per fare tutto al 100% senza errori o con meno errori possibili, quindi insomma vedremo più avanti. Giorgio, ribadendo il concetto di prima, una squadra che insomma Joe McDonnell in sede di conferenza stampa ha detto è importante vincere a Rovigo particolarmente. Sì, è fondamentale soprattutto per l'ambiente, perché qui lo sai che una sconfitta è vissuta come una tragedia a tutti i livelli, quindi bisogna assolutamente mantenere il focus sull'obiettivo, che è comunque portare a casa la partita. Dopodiché se giochi bene meglio, intanto la porti a casa, e intanto l'hai portata a casa. Sul gioco qualcosina da rivedere, ci sarà tempo comunque alla seconda di campionato, l'importante è vincere intanto. Cosa vi siete detti dopo il match? Oddio, me lo anche ricordo. Nei giorni successivi? C'è nel senso, c'era molta soddisfazione più che altro per il gruppo, perché nel secondo tempo soprattutto si è
si è dovuti stare ancora più uniti e dimostrare ancora più cattiveria, no? Agonistica per mantenere il risultato dalla nostra parte. Quindi siamo stati molto contenti della nostra reazione, nonostante loro abbiano incominciato ad avere un gioco anche pesante, aggressivo, insomma siamo riusciti a resistere bene e, come hai detto te, abbiamo portato a casa il risultato, che quello è molto importante. Cosa ti è piaciuto particolarmente del match? Beh, l'unione che abbiamo avuto nel primo tempo e soprattutto nel secondo. Siamo un bel gruppo, io mi trovo veramente molto bene con gli altri ragazzi, giriamo bene, quindi io sono soddisfatto di far parte di questo Rovigo, quindi insomma, speriamo di continuare così e come ho detto prima, di migliorare. Esatto. Certo. Giorgio, a te cosa è piaciuto particolarmente del match? Del match è la reazione quando si è passati in svantaggio, e quella è una dimostrazione di forza importante del pacchetto. Poi anche nel finale la tenuta nell'ultima azione, lì Boggiani ha fatto un paio di capolavori, lì vuol dire esserci con la testa, non solo con le gambe, col fisico, ma vuol dire che sei focalizzato su quello che stai facendo, questo è fondamentale, perché poi basta una disattenzione, una piccola sciocchezza e magari vanifichi 80 minuti di sforzo. Insomma, comunque Rovigo l'ha meritata nel computo finale del match. Se concretizzava qualcosa di più nel primo tempo, un paio di azioni un po' buttate al vento, secondo me la poteva gestire un po' meglio. Comunque l'ha portata a casa con merito. Ecco, tu hai comunque partecipato anche alla conferenza stampa con Guidi. Tra l'altro Guidi era abituato un po' bene a Rovigo ultimamente, insomma la vittoria dello scudetto 2 o 3 anni fa. Tra l'altro lui, da quando ha vinto lo scudetto, quello del 2015 praticamente, aveva questo posto in tribuna, non né in tribuna stampa né diciamo nella struttura deputata per gli allenatori, aveva il suo posto e l'ha richiesto anche per l'amichevole, l'ha richiesto anche per la seconda di campionato. Purtroppo stavolta non gli è andata molto bene. Non è uno che accetta proprio bene le sconfitte, quindi, vero? No, ma era comunque sereno, era soddisfatto della prestazione delle Fiamme, perché comunque hanno fatto una bella partita. Sono stati un po' indisciplinati, a dire la verità, secondo me tre, insomma, hanno abusato un po' della linea del fuorigioco e sono stati puniti. Diciamo che comunque lui è consapevole che ha una bella squadra per le mani, quindi secondo me alla lunga vedrai che ce li troveremo ancora in mezzo a maggio. Potrebbe essere sicuramente. Ora facciamo una cosa, andiamo a rivedere subito gli highlights della vittoria della Fenice Z Rugby Rovigo Delta in casa contro le Fiamme Oro, poi rientriamo qui per parlare ancora di Fiamme, ma del prossimo impegno che è altrettanto importante al Pacifici contro il San Donà. Si potrebbe definire la prima sfida d'alta classifica del campionato di eccellenza 2017-2018 se non fosse solo la seconda giornata. Benvenuti allo stadio Mario Battaglini, Rovigo, Fenice Z Rugby, Rovigo Delta, Fiamme Oro. Il pilone sinistro, Brugnara, prima azione per lui, Buscema, Perno, fermato, c'è ancora vantaggio per Mitrea, gioca, prova il drop, Martinelli, vediamo se entra, l'arbitro dice sì, per cui immediatamente al primo minuto di Bacchetti e Edwardson. Boggiani ci provano ancora. Buona la difesa Cremisi, sì, tra l'altro è una squadra di Guidi, per cui sappiamo perfettamente qual è il concept. Ruffolo, vediamo se scarica, ci prova lui, sfidando Cristiano e Sepe. Altra fase per Rovigo, Davis, ancora Rovigo dentro i 22. Bandierine su, Odiete. Non c'è la volontà di farla diventare una partita chiusa. Parte subito De Marchi, vantaggio ancora Rodigino, la pressione su loro, Monberg, mettono le mani i giocatori delle Fiamme, cross kick, Edwardson e Odiete, se ne impossessa il neozelandese, arrivato da Rotorua quest'anno. Parte David Odiete, la conferma arriva dall'Acquaglio, 6-3 Rovigo, buoni metri per il tallonatore rossoblu, non gran palla per Jordan Davis, anche lui avanza, c'è anche un vantaggio per Rovigo.
Bavesi la tiene viva per Riccardo Brugnara, alza la mano, parte Odiete, facile facile, semplice semplice, riceve le cure dei sanitari. Buscema Se l'è mangiato, non era difficile sul punto. era molto vigile, tra l'altro. Buscema prova lui, c'è una buona palla per le Fiamme Oro con Massaro, rallenta un po', attenzione Fiamme. Edwardson prova a innescarsi lui, sfugge un primo placcaggio, vediamo il neozelandese se riesce ad andare oltre la linea di meta. È sulla linea di meta, sta andando bene il multifase dei Cremisi in questo momento. E c'è la Eccola meta qua. delle Fiamme Oro. Nel frattempo c'è il tentativo di conversione di Filippo Buscema. Bandierine su, fatto un Scusate. venerdì sera sanissimo. Là, Ruffolo la prende, buona questa rotazione. ancora Rovigo Sì, avanza col proprio è pack. buono, è buono, è buono. Ci prova Eccola là. Monberg, meta di Jacques Monberg quando siamo al 14esimo. Nel frattempo è pronto a entrare Duca, è buona. buono il calcio, è buono il calcio di Odiete. Trasformazione molto semplice per Buscema, così è, con Ruffolo che va dal lato di D'Amico e Majstorovic va dal lato di Riccardo Brugnara. Qui è buona la spinta del Rovigo, pallone tra i piedi di Andrea De Marchi, gira la mischia, punizione Rovigo. Calcio di Odiete ben indirizzato sulle bandierine, 19-13 Rovigo quando mancano 8 minuti. Non decidiamo noi, però mettiamo 2 rossoblu e 2 Cremisi su. Ma non c'è la pubblicità adesso, no? No. Ok, guardiamo questa introduzione e poi lo diciamo. Mischia combattutissima, c'è l'avanzamento di Rovigo. Fallo per Rovigo e qui probabilmente finisce il match sulla pressione di Guido Calabrese, per cui andiamo con man of the match. Fiamme. Vuoi ti dica i miei? No, ti dico prima i miei. Va bene. Amenta Caffini e Rovigo non lo saprei. Abbiamo rivisto le immagini della vittoria dei bersaglieri contro le Fiamme, giusto per ribadire qualche concetto. Nico, Giorgio sottolineava la forza delle Fiamme Oro, la capacità, la rosa, anche questa evoluzione con Guidi, sicuramente uno dei tecnici più preparati del nostro campionato. Cos'è che ti è piaciuto delle Fiamme nel match di sabato? Beh, loro hanno un bel gioco, muovono bene la palla, quindi insomma, poi io è solo il secondo anno che sono in questo campionato, quindi per me comunque è sempre un onore giocare con delle squadre insomma, di un certo livello. Sì, quindi, Qualcosa che ti è piaciuto in particolare loro? Che ti ha colpito? che mi ha colpito? Oddio, io sai, stando lì nella mischia. Niente di Non è che particolare. vedo, non è che ho molta Ma magari nella mischia, occasione. perché noi siamo abituati con la mischia negli ultimi 2 o 3 anni a farla un po' da padrone. È vero, nella seconda parte del match abbiamo avuto la meglio su di loro, però diciamo che è stata abbastanza equilibrata Sì, la sfida, la contesa è stata dei pacchetti. come sempre, è stato un bello scontro conteso e questo però è il bello, quindi insomma spero Una che- bella squadra. Una bella squadra. Giorgio delle Fiamme, cosa ti è piaciuto? Ma il temperamento che come al solito è sempre 100%, non mollano di un centimetro, sono sempre sulla partita, ci provano sempre. Hanno trovato forse un po' quel carattere che avevano con Presutti, secondo te? Secondo me sì, secondo me qualcosina di più, perché Guidi è uno di quelli abbastanza cattivelli secondo me è uno che gli può dare quella spinta in più a livello emotivo, a livello caratteriale, che comunque hanno sempre avuto negli ultimi anni, hanno sempre avuto un qualcosina in più. Una tempra, diciamo, certo. sì. Allora Nico, adesso veniamo un po' a te. Abbiamo fatto una piccola premessa, primo anno Rovigo. Tu hai sottolineato il fatto che comunque è il secondo anno in eccellenza, perché l'anno scorso hai fatto il tuo esordio nella massima serie italiana a Sandonà che andiamo ad affrontare al Pacifici sabato, in questo scontro diciamo importante, di un certo valore, perché è un trittico, prima Reggio Emilia, Fiamme e Sandonà, che potrebbe essere l'altra squadra che teoricamente ha le carte in regola per entrare nelle prime 4.
i rumors che arriva da San Donato, tanto sappiamo che sei, voglio dire, in contatto con dei tuoi ex compagni. No, io sono in contatto con i compagni perché comunque anche l'anno scorso San Donato si era instaurato con alcuni un bellissimo rapporto, quindi è chiaro che comunque i contatti non si perdono, e 2 domande, comunque 2 prese in giro, comunque ci se le fa, ci si punzecchia un po'. Beh, non so, tipo ancora non è successo, però sai, magari in settimana verso la fine, magari, che ne so, faccio una chiamata a un mio amico, sento se gioca, così e Con colà. chi sei stato più in contatto, San Donato? Con chi è legato maggiormente? Beh, fondamentalmente ci sono 4 o 5 ragazzi della mia età, un po' più piccolini. No, faccio pure i nomi. Vabbè, c'è Edward Rive. E poi c'è Schiabella, che forse non sarà del match, che probabilmente non sarà del match, perché so che Viadana non ha avuto un brutto colpo, certo. Ha preso un brutto colpo. Schiabella, che è un giovane molto interessante, sì. 2 mete l'anno scorso, ci ricordiamo bene. È vero. Lui ha fatto 3 mete con noi in 2 partite, perché una a San Donà e 2 qua. Sì, è stato un bel risultato anche quello l'anno scorso. E poi dopo c'era Nicola Zanone, che adesso è andato a Verona, poi ero in casa con Yannick Agbasse, che era qua l'anno prima, e con i 2 ragazzi sudafricani, che sono Bauer e Wessels. Certo. E poi ce n'erano anche qualcun altro. Comunque ottimi rapporti. Sì, io sono uscito in buoni rapporti. Quindi sei convinto, come più o meno lo siamo anche noi, che San Donà, a prescindere anche da quello che è successo l'anno scorso, da questo, chiamiamolo furto, se si può passare il termine, abbia ancora di più le carte in regola per è una squadra che non è da sottovalutare, anche perché i ragazzi ci credono e daranno il 100%, quindi insomma, se si entra con l'atteggiamento giusto si può portare a casa il risultato, ma come le Fiamme Oro, se per caso si molla qualcosa, loro non ti regalano niente. Qual è l'aspetto che Rovigo deve temere maggiormente di San Donà? Qual è la forza di San Donà secondo te? Conoscendo anche Ansel comunque. Oddio, secondo me noi è fondamentale che non entriamo sottovalutando l'avversario, comunque pensando di essere superiori a loro, perché veniamo da 2 vittorie consecutive, quindi secondo me questo è fondamentale. Dopodiché, insomma, fondamentalmente facciamo quello che sappiamo fare, giochiamo come sappiamo giocare e secondo me riusciremo a far bene. E conoscendo Ansel, quale sarà il piano di gioco o i punti sui quali vorrà affrontare Rovigo e potenzialmente battere Rovigo? Zein punterà molto sulla fisicità e soprattutto sulla difesa aggressiva, e quindi noi stiamo lavorando per non farci prendere impreparati e insomma stiamo cercando di lavorare il meglio possibile per portare a casa il risultato. Giorgio, secondo te? Allora, guarda, io ho visto la partita con Firenze e Mischia Chiusa hanno avuto qualche problema nel primo tempo e lì potremmo giocarci le nostre carte. E a largo sono molto forti, ho visto molto in palla. Non avranno Vanzil probabilmente, che ha avuto un problema muscolare proprio nell'azione della sua seconda meta. Sì, a forte rischio infatti. E quindi lì ecco, diciamo che ci gioca a favore, però nella manovra complessiva li ho visti molto più oliati rispetto a noi a largo. Qualche problemino con i primi 8 uomini, ma molto forti nel drive da touche. È una bella sfida, diciamo che se vinciamo anche questa qui è un bel biglietto da visita per il campionato. Sì, perché proprio la prima parte di campionato, le prime 3 partite insieme di fila, poi ci sarà la pausa dedicata alla Coppa con il Rovigo che ospita il Batumi e poi ovviamente affronterà il Petrarca, visto che anche l'anno scorso era così, quindi anche quest'anno manteniamo le stesse avversarie, con il Cavisano ovviamente, l'altra componente della pool del Rovigo, meglio dell'altra pool che affronta Rovigo è il Lisbona, che arriverà qui a Rovigo a dicembre. Parallelamente c'è anche una bella sfida
a Roma, alla caserma Gelsomini, tra Fiamme Oro e Calvisano, per cui qualche indizio in più sul campionato potrebbe già uscire da questa giornata, no Nico? Sì, assolutamente. Giorgio, tu... Ma tifiamo Fiamme, così facciamo un po' di... Ma perché abbiamo degli amici nelle Fiamme? Sì, c'è qualcuno di Rovigo che gioca. Anche a Calvisano. Anche però... a Calvisano, però la maggior parte sono il numero più cospicuo è... Sì, anche di frequentazioni. Esatto, quindi... No, beh, sarebbe per le Fiamme Oro, sarebbe molto importante, sarebbe uno scalpo importante da poter esibire, perché Calvisano inizia già a essere in una... 2 punti di bonus consecutivi iniziano già a darti quella sicurezza ulteriore che... Anche perché guardi la classifica, loro intanto 10, poi altri 9, 8, quindi insomma... Già... soprattutto è la differenza punti segnata subiti che è impressionante, quindi già iniziano a scavare questo solco e sono i campioni, quindi se iniziano ad avere qualche dubbio forse è meglio anche per le altre, insomma. Quindi parallelamente noi acquisiamo confidenza e gli altri magari perdono qualche punto di sicurezza, non sarebbe assolutamente male. Facciamo una cosa, visto che parlava di terza giornata del campionato di eccellenza, andiamo immediatamente ad aprire la finestra sugli altri campi e sentire cosa pullula in questa giornata che mette di fronte sfide importanti, squadre con grandi aspettative, per cui andiamo a sentire i nostri collaboratori. Ben ritrovati cari amici di Rugby House, Fiamme Oro che tornano a giocare in casa dopo la sconfitta al Battaglini con il Rovigo e affrontano il Calvisano, un 1-2 che stenderebbe qualsiasi pugile, ma le Fiamme Oro sanno incassare, nel senso che hanno dimostrato in questo inizio di stagione e anche nel precampionato di essere una squadra molto più solida e molto più compatta delle passate stagioni e di poter garantire prestazioni di alto livello. Sicuramente quindi i campioni d'Italia in carica non avranno terreno fertile e dovranno lottare fino all'ultimo, anche perché è possibile che in campo per la squadra di Guidi ci sia anche Favaro. Che sia questa la possibile arma in più che possa cambiare la stagione delle Fiamme Oro è sicuramente presto dirlo, ma oggettivamente avere in campo un giocatore come Favaro fa la differenza. Per cui partita sicuramente intensa, partita che ci farà capire anche qualcosa in più su quello che sarà questo campionato di eccellenza. Dopo le vittorie casalinghe contro Sandonà e Lazio, gara quest'ultima che doveva essere giocata al Giulio Onesti di Roma ma che è stata invertita, il Viadana di coach Frati si prepara alla terza giornata di campionato che prevede la sfida dello Zaffanella contro il Mogliano. Per i mantovani l'occasione di quelle importanti. In caso di successo, infatti, chiuderebbero il primo trittico di partite con sole vittorie e ciò permetterebbe di affrontare nel migliore dei modi il resto della stagione. Ottobre proseguirà infatti con le 2 sfide di Continental Shield contro Lisbona e Calvisano, prima di un nuovo trittico di eccellenza, questa volta contro dirette avversarie per la corsa ai play-off, nell'ordine Rovigo, di nuovo i campioni d'Italia di Calvisano, e le Fiamme Oro. Che squadra arriva sabato allo Zaffanella? Il Mogliano di coach della Nora deve ancora raccogliere vittorie, ma è uscita con 2 preziosi punti di bonus contro Fiamme Oro e Petrarca. Da parte sua Viadana dovrà confermare quanto di buono fatto vedere in fase offensiva e registrare invece alcuni meccanismi difensivi. Sono fin qui 6 le mete concesse, 4 contro la Lazio e 2 contro Sandonà. E dopo le prime 2 uscite contro Reggio e Fiamme Oro, un appuntamento da prendere con tutte le molle del caso, quello che attende la FMCZ sabato pomeriggio. Alle 16 va in scena al Pacifici di via Tarvisio il derby contro la Lafert Sandonà, squadra che senza alcun dubbio deve rientrare nel novero delle favorite per i playoff di maggio. Il club del Piave è stato infatti uno dei più attivi sul mercato estivo, con le 3 bombe Van Zyl, Van Vuren e Andrea Pratichetti piazzate a testimonianza di un progetto tecnico molto serio. Dopo la botta del caso Petrozzi con il 4º posto conquistato di diritto sul campo e poi scippato da una giustizia sportiva quantomeno discutibile, i biancocelesti sanno di avere carte in regole e crediti col destino aperti per poter puntare decisi ad un obiettivo del resto già sfiorato nelle 2 stagioni precedenti, con un abbonamento al 5º posto che la società intende una volta per tutte stracciare. È un Sandonà a trazione decisamente sudafricana, a partire dallo staff tecnico, passando poi per una piccola colonia di giocatori che, assieme ai 2 citati sopra, vede regolarmente tra i titolari anche il giovane ed interessantissimo
fortissimo tallonatore Bauer, il seconda terza linea Wessels e poi ancora l'inossidabile Erasmus, in un mix tra pragmatismo contadino e il rigore African che al secondo anno e mezzo di guida Ansel sembra davvero aver trovato il giusto equilibrio. L'addio di qualche senatore non ha destabilizzato il gruppo, forte di una cabina di regia che con Ambrosini schiera un'apertura che per la categoria è un lusso e che con la doppia opzione Crosato-Rorato al 9, molto diversi tra loro ma giovani, motivati e tecnicamente molto preparati, mette nelle condizioni l'allenatore ex Petrarca di lavorare su più registri a seconda di avversario e andamento della gara. La consistenza della Laffert è venuta fuori molto chiaramente contro i Medicei nell'ultimo turno. Matricola è solo di nome, i toscani avevano fatto sudare Calvisano all'esordio, presentandosi in Veneto forti di un allenatore indiscutibile come Presutti e di un organico che proprio da Rovigo ha ampiamente saccheggiato, costruendo un primo 15 di tutto rispetto. La posta di 40 punti con cui se ne sono tornati in Rivallarno non è stata solo frutta di inesperienza per la categoria, piuttosto di una performance di livello da parte dei sandonatesi, con picchi nelle prestazioni individuali Bauer, Fanzil, Ambrosini, che devono far preoccupare i bersaglieri. Scuola sudafricana contro scuola neozelandese dunque, un derby nel derby che prefigura un confronto di sicuro interesse. Siamo solo alla terza giornata, ma questo Sandona Rovigo di cose da dire a partire dal kick-off delle 16 ne ha già davvero tante. Dopo 2 partite vinte gettando alle ortiche il bonus, il Petrarca non può più sbagliare con il Conad Reggio, ancora fermo al palo. Sabato al centro Geremia di Padova si affrontano 2 formazioni che hanno vissuto quasi agli antipodi le prime giornate di eccellenza. I tuttoneri di Andrea Marcato e Augusto Allori si sono subito inseriti tra le squadre di testa, battendo la Lazio in casa e Mogliano in trasferta. L'ultima prestazione, però, ha visto i tuttoneri lasciare troppo spazio agli avversari, rischiando una clamorosa sconfitta. Il Reggio, invece, ha già constatato che, anche senza retrocessione, dovrà sudare per ogni punto. Al momento non ne ha proprio, occupando l'ultimo posto insieme ai Medicei. E dopo un avvio incoraggiante con Rovigo, è stato travolto dal Calvisano. Per il Petrarca, terzo a quota 8, è l'occasione per fare il pieno e rosicchiare qualche punto a chi sta davanti. Per il Conad, invece, lo spartito è tutto diverso e gli emiliani di Roberto Manghi dovranno salire a Padova con il coltello tra i denti per non rischiare un altro pesante stop. Ultima parte di Rugby House, sempre con Nico D'Amico. Allora Nico, è appena passato il tuo team manager che ti guarda con un grande sorriso. Allora, Grande Luca. La cosa che mi ha colpito molto è quando mi ha fatto quell'intervista, con la tua introduzione a Rovigo, che hai detto che tu alla fine hai cominciato tardi a giocare a rugby, avevi 16 anni, no? 16 anni, 15, non mi ricordo, forse 15. 15 E com'è stato è stato fondamentalmente, io ho sempre giocato a basket. Da buon bolognese si gioca a basket. Esatto, giù in Virtus. Hai un virtusino tu? Io sono un virtusino. Scusami se ho sbagliato il tempo verbale. Perché là quindi, è come da noi, è la stessa roba. Quindi niente, solo che io ero un po' molto euforico, no? Come bambino, quindi insomma a un certo punto ho deciso che volevo cambiare sport, volevo trovare... Insomma, di la verità, prendevi tanti falli tecnici, vero? Sì, diciamo che il quinto fallo arrivavo sempre abbastanza spesso. Facilmente. Esatto. E quindi niente, noi non conoscevamo il rugby perché comunque sia dalla parte, della mia famiglia sono tutti calciatori, no? Quindi figurati, quando io ho chiesto di andare a provare a giocare a rugby... mia mamma si sarebbe strappati i capelli, che c'era già il pericolo per casa. Però tutto sommato alla fine adesso sono i miei supporter numero 1, quindi sono stati contenti e sono altrettanto contento della scelta che ho fatto. E tu parti con Bologna proprio? A Reno? Alla Reno. Reno. Sì, sono partito alla Reno, ci sono stato... penso 5 anni se non sbaglio, poi dopo da lì ci sono stati un po' di problemi perché con i cartellini dopo sono andato a Modena, un paio d'anni a Modena, poi Genova con Bordon. E lì conosci uno... Esatto, conosco uno di Rovigo che l'ho conosciuto già alla Reno.
che ha già un Certamente, po' sì. Non qualsiasi. Esatto. A livello di temperamento. Esatto. Ma io, sai, essendo appena arrivato, mi dicono vieni che ti presento a sto Stefano. Ho detto, boh, chi è sto Stefano? Ho detto, pronto, vieni. E me l'hanno presentato, dopo poi ho scoperto tutta la sua storia, quindi io ero contentissimo di conoscere Stefano. Quindi già il nome di Rovigo girava i tempi probabilmente nel tuo testo, Sì, o comunque... sì, no, lui, Stefano, me lo diceva sempre, lui era di Rovigo perché lui, insomma, gli sarebbe piaciuto, part-time, e alla fine ci è riuscito. Alla fine ci è riuscito. Bene comunque perché... No, ottimo, un gran lavoro Stefano. Ah, sì. Come procuratore occulto va benissimo. No, anche perché se porta giocatori come d'amico noi siamo felicissimi. No, Stefano è un mio amico, lo fa con il cuore, insomma, perché comunque voleva portarmi qua, è casa sua, quindi a lui gli fa piacere questa cosa. E cos'è che ti ha detto, che ti ha convinto o comunque che ti ha toccato di questo aspetto e di questo ambiente, ecco? Chiaramente l'appartenenza, cioè, qui c'è proprio una città che ti sostiene tutti i fine settimana ed è probabilmente magari anche quello che ti può dare la spinta in più nei momenti che dici boh, magari le cose non stanno andando tanto bene, ci sono un po' di problemi, insomma avere tutto questo sostegno dalla parte delle persone, di tutti, questo sicuramente aiuta tanto l'ambiente. Ecco, in città cosa ti ha colpito? Beh, in città fondamentalmente ci conoscono tutti, quindi sono tutti molto gasati, si fanno tanto il tifo e a me questa cosa qua mi piace tanto, sì. Ti gasa? Mi gasa, sì. Giorgio, Nico D'Amico, arrivato da San Donà per anche prendere il posto paradossalmente di un George Jacob che aveva svolto una buonissima stagione, sin da subito si è messo in luce. Probabilmente ha proprio anche un DNA rosso-blu, a prescindere dalla provenienza che comunque è bolognese, se non stiamo qua a rimarcare quelli che sono i legami Bologna calcio, Rovigo rugby, che li sappiamo un po' tutti. È un bel giocatore. Adesso non perché ce l'abbiamo qui, perché ha le spalle larghe, però... Avremmo detto comunque così. Ha dimostrato subito di valere la maglia che porta. Con Brugnara e Momberg lì davanti sono tre mastini che fai fatica. In campionato non so quante prime linee ci sono così. Ma soprattutto, adesso io tralascerei l'aspetto tecnico, sai, qui conta molto il carattere, conta il fatto di dare tutto quello che hai, che è fondamentale per la piazza questo. E poi ovviamente aggiungendo e allegandomi a quello che ha detto Giorgio, effettivamente c'è una buona scelta, probabilmente c'è più scelta rispetto agli anni scorsi con questi acquisti. C'è più qualità e quindi anche Joe lavora meglio perché può eventualmente optare per delle scelte. Abbiamo visto anche sabato che ha fatto giocare Pavesi, che ha giocato una buona partita, poi è entrato lui, ha dato quella spinta in più. E poi c'è da dire che sa segnare i drop, e questo non si sa mai. Questo è mica male, questo qua. Allora, non ti hanno detto che li so segnare anch'io? Non sotto pressione però. No. Dai, come un cane, c'è la cena, se fai il drop allora fai il drop. Lui. Come sta? È stato un momento molto divertente, no? Sì, è stato molto divertente. Pensavo stesse scherzando Edo quando mi aveva proposto e aveva anche paura di fare brutta figura, però dopo ho detto boh dai, leviamoci il dente subito, dammi sta palla, pum, dentro, perfetto. Oh, Nico, non so se sai, ma è una tradizione quella di Rugby House dare lo spazio anche ai tifosi rossoblù per interagire con te, mettersi in comunicazione per conoscerti di più e ovviamente entrare un po' più nel mood rossoblù. E c'è Mariano che scrive: spiega ai più giovani la tua determinazione e il tuo essere rugbista. Fondamentalmente io magari sarà una cosa che avevo dentro, no? Questa cosa che io avevo cominciato per scherzo, avvicinandomi al rugby, e dopo andando avanti col tempo, pian piano ho scoperto che poteva essere qualcosa di più che uno scherzo e qualche allenamento ogni tanto. Quindi ci ho creduto e chiaramente come in tutte le cose si fanno tanti sacrifici, perché io abito lontano da Bologna e bene o male abito un po' lontano da tutto, quindi
dovevi andare a lavorare e poi dopo andavi alla sera allenamento, quindi insomma sono stati 4 o 5 anni un po' duretti, ma se questo è il risultato e io sono veramente felice, ci ho sempre creduto e continuerò a crederci per far bene e cercare di insomma far parte anch'io della storia del Rovigo. Di questo club. Esatto. Sì, tra l'altro tu hai detto che hai cominciato a 16 anni, tu sei nel 93? 93. Quindi hai cominciato nel 2009 più o meno. Sì, 8-9 se non sbaglio. Quindi insomma, Non mi ricordo essendo bene. un pilone, sei giovane, comunque la carriera del pilone è molto più diluita nel corso Sì, sì. delle annate. Poi c'è Stefano, che è un tuo ex compagno amico del CUS Sì, Genova, sì, no? sì. Che dice: è vero che una volta, dopo un lungo terzo tempo, hai picchiato una suora e poi hai esclamato: Batman, pensavo fossi più forte. No, Stefano è un carissimo amico di Genova con cui siamo rimasti tanto in contatto e continuiamo a sentirci tuttora. Beh, loro mi prendono un po' in giro, chiaramente loro non vedono l'ora che escano queste cose per poter metterci In difficoltà. Esatto, in Però difficoltà. la suora l'hai picchiata veramente? Sì, non lo so, l'ho picchiata davvero. No, non è vero, scherzo, no, non picchierei mai una suora. No, era una battuta. Ok, poi c'è Andrea, che penso sia del stesso entourage, Esatto, perfetto. è sempre di quel gruppo. E dice: ci racconti la storia degli anatroccoli? No, se la sono inventata, vogliono mettermi in difficoltà, ma no, non c'è nessuna storia. Ok, Sì. no, perché c'è un tuo compagno attuale, che è PJ Parker, Sì. che dice: would you rather fight 10 horse-sized ants or 10 ant-sized horses? Quindi più o meno preferiresti combattere con 10 cavalli che hanno la forma delle formiche o 10 formiche che hanno la forma dei cavalli? Oddio, questa sinceramente non l'ho capita. Forse l'ha capita solo lui. Però magari Era lui probabilmente forse è un quello che ha fatto il detto. terzo tempo, che poi ha picchiato la suora e gli ha detto Batman Forse esatto, è per quello. Ma io magari sarà un detto che si c'han dice loro. là in Inghilterra, però Glielo chiediamo, impariamo un po' di inglese. glielo chiediamo. Anche perché anch'io avevo dei dubbi, ma non chiediamo, riesco a ma- tirarla fuori. Ecco qua. Esatto. Giorgio, tu hai idea di cosa? No, anzi, chieglielo te che... Ok. Ora facciamo una cosa, ci lasciamo con questo dubbio, poi giovedì prossimo la chiariamo con PJ, magari lo invitiamo anche in trasmissione, così ci aiuterà anche a conoscere i detti inglesi, londinesi, insomma, da dove proviene lui. L'appuntamento è sabato, ore 16, al Pacifici di San Donà, per questa sfida molto importante, sebbene sia solo la terza giornata d'andata del campionato d'eccellenza fra San Donà e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ricordiamo una cosa che avevamo detto, che comunque Rovigo ha perso le ultime 2 partite a San Donà, per cui questo va ad accrescere ancora di più quello che è il valore e il significato di una sfida che potrebbe già dare dei feedback insomma, di un certo spessore per la crescita di questa squadra, che attualmente ha vinto 2 partite consecutive, come dicevamo in apertura, all'esordio a Reggio Emilia e alla prima qui al Battaglini contro le Fiamme. Nico, grazie mille di essere venuto. Io ti ringrazio ancora, Andrea. Guarda, mi Ci dà la vediamo. mano. Più di così, ragazzi, cosa volete? Giorgio, come sempre un piacere. Grazie dell'invito. Comunque, Nico è bravo. Sì, è bravissimo, È bravissimo. Ragazzi, giovedì prossimo ancora insieme, ricordiamo anche l'appuntamento del martedì sempre su TV7 News con la partita della settimana. Però è bello parlare di rugby, è bello guardare la TV, guardare internet, ma bisogna viverlo dal vivo, bisogna far parte dei tifosi, bisogna sostenere live la nostra squadra. Questo è fondamentale. Buonanotte.